Buongiorno, dalla Digital Showroom della Fiera di Padova. Sono Maria Pia Favaretto e do il benvenuto a tutti coloro che sono collegati con noi per questo incontro dal titolo La filiera del vino, numeri, evoluzione e sfide future. Un evento che rientra nell'ambito del progetto Land of Wine Stars, organizzato dalla Camera di Commercio di Padova e da Venice Promex, agenzia per l'internazionalizzazione. Questo evento vede la collaborazione con diverse realtà, Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Consorzio Vini Colli Euganei, Consorzio Tutela Vini Doc Breganze, Wine Monitor Nomisma, Master Food and Wine 4.0 dello USVE e Unicredit. Allora, obiettivo dell'incontro di oggi è quello di presentare i dati del settore vitivinicolo con un focus proprio sulla nostra regione, per aprire poi un momento di confronto con i 3 consorzi vitivinicoli che intervengono. Questo ci permetterà di comprendere meglio come si sta muovendo il sistema vino e quali sono gli scenari e le sfide del prossimo futuro per dare spunti ai diversi attori del sistema. Bene, passo ora la parola al Presidente di Union Camere del Veneto e di Venice Promex, Mario Pozza, per un saluto. Prego, Presidente. Buongiorno, grazie per l'invito. Mi fa piacere portare il saluto del sistema camerale. Il comparto del vino è un comparto importantissimo per il Veneto, strategico, e quindi un ringraziamento va anche a chi in questo momento sostiene queste nostre attività. Il Veneto esporta il 50% della propria produzione, il settore agroalimentare è direi uno dei settori strategici. Quindi un ringraziamento per il sostegno che in questo webinar ci dà Unicredit nella persona del dottor Dennis Pantini, che è di Nomisma, pardon, e il dottor Tosi e la dottoressa Altare per Unicredito. Quindi figure molto importanti, oltre che appunto anche dal vista finanziario come Unicredito, ma anche per Nomisma. E poi ovviamente ai consorzi presenti va questo ringraziamento. Perché come dicevo il settore vitivinicolo in Veneto rappresenta un business molto importante. Siamo la prima regione in Italia, siamo davanti, pensate, alla Toscana e al Piemonte. Anche messi assieme queste 2 regioni non fanno quanto facciamo noi. Quindi direi che oltre che essere importante e strategico lo è anche su scala nazionale, perché se noi facciamo una comparazione anche con altri stati veniamo subito dopo la Francia e siamo prima della Spagna e dell'Australia e del Cile. Quindi realtà come l'Australia e il Cile che sono in continua crescita sul settore vini, però direi che sono numeri, come ho detto, che danno lavoro a oltre 27.000 addetti per 15.000 imprese. Noi abbiamo puntato molto su questo comparto perché non vuol dire solo vino, ma tutto quello che è la competenza che ci sta tecnologica attorno al vino, data anche dalla geografia del nostro territorio. Quindi una direi professionalità che hanno le nostre imprese che ci viene invidiata da tutti. Tant'è vero, guardate, che in più di qualche missione ho portato qualche ambasciatore a vedere qualche nostra realtà legata al settore dell'agricoltura, in particolare quella del vino. Quindi credo che questo appuntamento di oggi sia un appuntamento che sicuramente è positivo, perché fa mettere a confronto diverse entità molto importanti dei vari consorzi, ben conosciuti in tutto il mondo. La crescita sta anche nello scambio di informazioni e nel confronto. L'auspicio è che Venice Promise sia sempre al vostro fianco, il sistema camerale Veneto lo è. Ci siamo dotati appunto di un'agenzia per l'internazionalizzazione proprio per mantenere alto questo valore che hanno le nostre imprese nell'esportare e soprattutto per far sì che questa regione sia una regione ancora più protagonista nella ripresa, ma soprattutto nella continuità, nell'essere testimonianza di capacità dei nostri imprenditori nel proporre prodotti di qualità e soprattutto di saper affrontare i mercati sia nazionali che esteri, che al giorno d'oggi sono molto molto competitivi. Non è un momento facile in questo periodo, stiamo per uscire dal Covid, purtroppo abbiamo la situazione nell'Europa dell'Est con la guerra in Ucraina che ci fa preoccupare molto,
ma noi siamo imprenditori e l'imprenditore deve essere ottimista per forza, altrimenti è bene che cambi mestiere. Quindi auspichiamo che queste tensioni calino quanto prima, perché sappiamo quanto comportano queste tensioni nella vendita dei nostri prodotti. Il Made in Italy è molto ricercato, è anche molto copiato, il sistema camerario lo difende con le sue camere italiane all'estero, in modo tale da poter rafforzare quegli asset e questa nostra specificità che tutti quanti ci invidiano. Io vi ringrazio e vi auguro a tutti un buon lavoro. Grazie a lei, dottor Pozza. Certamente i numeri della nostra filiera del vino veneto sono numeri davvero molto importanti per tutto il sistema Italia. Bene, allora passo adesso la parola a Franco Conzato, direttore generale di Venice Promex, che ci illustra anche questo bel progetto Land of Wine Stars e che per l'occasione è qui con me. Prego. Bene, grazie. Land of Wine Stars è un progetto che è nato nel 2018 ed effettivamente ha avuto una evoluzione che fino ad arrivare ai giorni nostri, quando siamo partiti nel 2018, era diciamo quello che tradizionalmente sono incontri B2B, avevamo raccolto una ventina di imprese vitivinicole e avevamo poi ospitato dei buyers che provenivano dall'estero. Per arrivare poi nel 2019, ricordo l'anno pre-Covid purtroppo, nel 2019 invece che abbiamo cominciato ad analizzare i fenomeni che ruotano attorno al settore vitivinicolo e in particolare le nuove tecnologie, e in quel caso abbiamo parlato della blockchain quale elemento che poteva e può ancora oggi aiutare diciamo nei mercati le nostre imprese. Ma avevamo avuto l'opportunità di portare a Padova anche Carlo Cracco, che è stato un testimone importante del valore del settore vitivinicolo. Poi siamo arrivati nel 2020 e abbiamo cominciato a essere digitali come lo siamo oggi, e avevamo avuto la presenza di Camilla Raznovic assieme a Stefano Polato, che è per l'appunto diciamo lo chef di Samantha Cristoforetti. Abbiamo messo assieme quello che era il cibo con il vino, per arrivare poi all'anno scorso, dove abbiamo presentato un docufilm nel quale avevamo messo in luce questa diciamo continua altalena tra le stelle del vino e le stelle che avevamo nel settore ambientale, nel settore culturale della città di Padova. Per arrivare ad oggi, dico il format è cambiato nel tempo, perché oggi grazie a Nomisma, e mi fa piacere dire che fin dall'inizio Unicredit ha sposato questo progetto ed è sempre stato al nostro fianco ed è stato anche di guida, anche diciamo da stimolo per nuove, tipo anche oggi che ci troviamo qui ad analizzare i dati con Novisma, questo è stato grazie diciamo all'intervento, quindi non solo finanziario ma intervento proprio anche di idee da parte di Unicredit. Questo io penso che sia una cosa importante. Lo diceva prima anche il presidente Mario Pozza, cos'è che cerchiamo di fare attraverso l'evoluzione di questi format? Fare in modo che le eccellenze produttive che abbiamo, e per fortuna le abbiamo e ci collocano ai primi posti nel mondo delle esportazioni, diventano anche eccellenze di sistema, laddove i consorzi sono la prima fase. E ringrazio la presenza di rappresentanti di 3 consorzi perché sono un primo, il fondamentale esempio di aggregazione. Io mi permetto di dire, ma non sufficiente. Noi dobbiamo andare anche oltre a questa parte, quindi dobbiamo fare in modo che grazie al loro aiuto diciamo di questi consorzi si possa far sì che queste eccellenze che abbiamo diventino eccellenze di sistema. A riprova del fatto che oggi anche i mercati internazionali, come sono stati indicati prima, da soli è difficile affrontarli, ma insieme sicuramente possono essere vincenti. Non abbiamo nulla da invidiare agli altri, io penso che la qualità del nostro prodotto vitivinicolo sia di assoluta qualità. In tutti questi anni, non spetta a me a dirlo, ma ci sono degli esperti poi che lo diranno, che veramente abbiamo aumentato il livello qualitativo. Compito nostro è essere al fianco, accettare, e se avete proposte per quanto è possibile, noi cerchiamo sempre di essere al fianco assieme anche a Unicredit in questo caso, per poter, come dicevamo prima, far sì che le eccellenze del nostro territorio possano ambire a conquistare anche i mercati esteri. Io vi ringrazio, auguro buon lavoro a tutti quanti. Grazie ancora. Grazie direttore. Allora diamo la parola, l'abbiamo già nominata, Unicredit, che anche quest'anno ha sponsorizzato l'evento, quindi do la parola a Luisella Altare, che è la Regional Manager di Unicredit Nord-Est. Prego Luisella. Grazie mille, grazie, davvero un breve saluto anche da parte mia e la conferma diciamo rispetto agli interventi che mi hanno preceduta nella nostra volontà di davvero sostenere e appoggiare l'evento di oggi
perché abbiamo davvero l'ambizione come Unicredit in questo territorio, ma comunque non soltanto in questo territorio, di essere un partner di riferimento importante del settore vitivinicolo e di farlo con azioni concrete come momenti come questo, con una consolidata partnership con il Vinitaly che dura da diversi anni e la collaborazione con Nomisma, perché poi vero è che si tratta anche davvero un po' di capire la strategicità che è importante della filiera del vino nel nostro territorio, nel nostro paese, ma in qualche modo che questo rappresenti anche una sfida di confronto con altri paesi, scenari e tutte le azioni che possiamo mettere in campo anche in un momento indubbiamente complesso come questo. Quindi l'obiettivo è esserci con azioni concrete. Mi piace anche citare l'esperienza sempre nella valorizzazione delle filiere del basket bond, avviato lo scorso anno, che ha portato anche ad emissioni fatte su questo territorio, quindi davvero un grande piacere confermare questa partnership e, come dire, davvero molto felice di augurarvi un buon meeting e dare corso, diciamo, all'avvio dei lavori. Grazie davvero a tutti. Grazie, grazie dottoressa Altare. Bene, a questo punto saluto Dennis Pantini, responsabile agroalimentare Wine Monitor Nomisma, che è collegato con noi da Bologna e che ci introdurrà nel vivo dei lavori di oggi. La sua relazione, dal titolo Performance e competitività del vino veneto, consuntivo 2021 e scenari evolutivi, ci presenta in anteprima su Vinitaly, che ricordo aprirà i battenti domenica 10 aprile, i dati e gli scenari della filiera del vino che poi commenteremo con i presidenti e direttori dei consorzi presenti. Prego Dennis, a te la parola e benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Anch'io ringrazio gli organizzatori e un po' riprendo le parole della dottoressa Altare quando parlava e citava della nostra collaborazione con Unicredit, una collaborazione che ha portato alla realizzazione di diversi studi e approfondimenti sul settore agroalimentare e tra questi ovviamente il vino. L'obiettivo della mia relazione di oggi è proprio questo, cioè quello di mostrarvi un po' i risultati dello studio che abbiamo realizzato appunto in partnership con Unicredit nella formulazione di un cosiddetto super indice di competitività che abbiamo declinato anche a livello territoriale, quindi oggi vi mostrerò un po' il posizionamento del Veneto, anche se già è stato anticipato la prima regione italiana per produzione ed export di vino, ma andremo un po' nel dettaglio anche a vedere quali sono gli aspetti che caratterizzano e contraddistinguono questa competitività e poi li metteremo a confronto con quelli che sono gli scenari evolutivi, scenari che sono molto complicati in questo momento, ma che hanno anche degli aspetti di lungo periodo a mio avviso interessanti, soprattutto che possono dare ulteriori prospettive di crescita alle imprese vinicole regionali. Condivido lo schermo per mostrarvi la presentazione che ho realizzato per l'evento di oggi. Ecco, fatemi un cenno, ditemi se la vedete. Ok, perfetto. Allora, diciamo che la mia relazione si focalizza su 4 aspetti principali. Il primo è appunto quello di mostrarvi quali sono i risultati dell'analisi che abbiamo realizzato con Unicredit sull'indicatore di strategicità e competitività della filiera vinicola italiana e veneta, secondo il cosiddetto Agrifor Index. Il secondo è un overview del settore a livello nazionale e regionale, andando a spiegare e illustrare quelli che sono i trend evolutivi e le performance delle imprese, per poi, diciamo così, fare un'ulteriore descrizione di quello che è stato il 2021 come anno per il vino. Da qui invece poi partiremo, anzi chiuderò la relazione, scusate, con quelli che sono gli scenari evolutivi e le prospettive future per i vini veneti. Innanzitutto una nota metodologica. Come è stato calcolato questo indicatore? Questo l'abbiamo chiamato super indice perché è un indice composto che si riferisce a oltre 60 indicatori, oltre 60 variabili, raggruppate per ambiti di analisi o anche domini. Il primo è quello della struttura, quindi tutto l'insieme di quelle
variabili che definiscono le caratteristiche del tessuto produttivo sia agricolo che industriale. E il secondo è quello della produzione, quindi i valori e le tendenze che sono associate alla produzione, in questo caso viticola e vitivinicola, andando a capire anche quali sono state le performance del fatturato alimentare. Il terzo dominio è quello legato al mercato, quindi quanto più un'impresa è internazionalizzata e ha risultati di mercato positivi, tanto più saranno anche alte le variabili collegate a quello. E l'ultimo aspetto, non meno importante, gli indicatori di performance tecnico-economico-finanziarie, sia che si riguardi le imprese viticole, ma anche le imprese industriali legate al settore del vino. Ovviamente tutto questo insieme di variabili è stato inserito in un modellino econometrico che ha restituito appunto un indicatore chiamato da noi Unicredit Agri4 Index, che è stato poi validato attraverso anche un confronto diretto con gli stakeholder della filiera. Quindi non solo un approccio teorico, ma anche un approccio più operativo direttamente sul campo. Che cosa emerge da questi indicatori? Innanzitutto che il vino rappresenta l'indicatore più alto tra tutte le filiere agroalimentari italiane. Qui vedete le filiere che sono state analizzate e vedete appunto come il vino, con un indicatore pari a 68 su 100, si collochi al primo posto. Abbiamo anche messo in comparazione questo indicatore del vino con i rispettivi concorrenti europei, vale a dire Francia, che è il leader mondiale, sapete, per esportazioni a valore di vino, e la Spagna, che è il terzo diciamo così, esportatore da un lato e produttore di vino, e vedete come l'Italia si collochi a metà strada, nel senso che è ancora lontana dall'indicatore di competitività francese, ma è di molto superiore a quello spagnolo. Il terzo aspetto, che è quello che interessa a noi oggi, è la declinazione di questo indicatore a livello regionale. Qui abbiamo preso in considerazione non tutte le regioni, ma le più importanti, quelle che sono 8 regioni che da sole assommano i 3/4 del vigneto italiano in termini di superficie e ben il 90% del valore di export di vino italiano. Ecco che guardando questo confronto regionale emerge subito il Veneto al primo posto, tra l'altro con un indicatore molto più alto rispetto ai diretti inseguitori, che sono la Toscana, il Trentino Alto Adige e poi il Piemonte, la Sicilia e via via scendere fino all'Abruzzo. Cos'è un primo confronto con i competitor europei che fa la differenza rispetto ai francesi? Beh, diciamo sicuramente per quanto riguarda l'incidenza della filiera vitivinicola sul totale del settore agroalimentare, qui diciamo che non abbiamo niente da invidiare, nel senso che per quanto riguarda l'Italia e anche diciamo, per quanto riguarda la produzione agricola che il fatturato industriale, l'Italia è al primo posto, nel senso che da noi diciamo, la filiera vitivinicola riveste un ruolo socio-economico tra i più importanti per tutti i settori dell'agroalimentare, con un'incidenza che è molto più alta, ad esempio, rispetto a quella spagnola. In termini di export, l'ho detto prima, noi veniamo dopo i francesi e si vede dal fatto che da noi il vino pesa per circa il 18% su tutto l'export agroalimentare italiano, in Francia arriva al 21%. Però guardando invece quelle che sono un po' le differenze strutturali e economiche, qui invece si vede un po' quello che è tutto il nostro gap rispetto ai francesi. Noi abbiamo aziende viticole che hanno una SAU media di circa 7 ettari contro quasi 17 dei francesi e 14 degli spagnoli. Ci va meglio in termini di fatturato medio industriale, sicuramente rispetto agli spagnoli che sono molto più polverizzati, vedete le loro imprese dimostrano circa 2 milioni di fatturato medio per unità, noi siamo oltre i 6, ma i francesi sono praticamente al doppio di noi, quindi aziende medio-grandi, più strutturate e che quindi hanno una vita più facile, soprattutto quando vanno sui mercati internazionali. E invece cos'è che fa grande il Veneto? Allora, diciamo che ci sono alcuni aspetti che abbiamo messo a confronto, chiaramente vi dicevo prima sono oltre 60 indicatori, ma qua ve ne porto alcuni che possono dare un'idea precisa. Innanzitutto guardando quello che è l'aspetto viticolo, quindi le caratteristiche più agricole, il Veneto presenta innanzitutto una incidenza delle produzioni
DOP e GP sul totale molto rilevante, superiore al 90%. Primo fra tutto c'è il Trentino Alto Adige con un 99%, poi seguito dalla Toscana. Questo significa che i vini da tavolo, i vini generici pesano poco nella viticoltura regionale, a differenza ad esempio, vedete, della Puglia, dove invece qua parliamo di un 60% ancora di vino da tavola. Anche un altro aspetto considerato è quello dell'incidenza del biologico sul vigneto regionale. Qui invece il Veneto, diciamo, ha una percentuale ancora bassa. Tenete presente che a livello medio nazionale siamo circa al 18%, in Veneto siamo al 9% contro il 32% dei toscani. Andando a vedere invece la struttura della viticoltura, delle aziende vitivinicole, qui abbiamo una superficie media di circa 7 ettari contro i 13 della Toscana e i 7 che avete visto prima a livello nazionale. Dove invece il Veneto eccelle sicuramente sul fatturato. Qui il fatturato medio per impresa è il più alto a livello nazionale, parliamo di circa 25,3 milioni di euro contro quei 6 che avete visto prima a livello nazionale. E infine l'aspetto dell'export. Il Veneto è la prima regione per export di vino a livello italiano con un'incidenza che supera il 35%. Quindi già questi pochi dati vi fanno capire dove sta la grandezza di questa regione, che non sono ovviamente solo queste le variabili che la contraddistinguono, ma che danno l'idea di come si è arrivati a quell'indicatore di competitività che vi ho fatto vedere prima. Terza parte del mio intervento invece è legato allo scenario. Allora, diciamo, se queste sono le caratteristiche della filiera vitivinicola italiana, in particolare di quelle a Veneta, che cosa è accaduto a livello internazionale nel 2021 e che cosa ci dobbiamo aspettare per il 2022 e gli anni a venire? Allora, diciamo che il 2021 è stato un anno brillante per il vino italiano. È stato un anno brillante perché da un lato c'è stata una bella ripresa delle importazioni di tutti i principali mercati internazionali e dall'altro l'Italia che non solo ha seguito quest'onda, ma in certi casi ha anche sovraperformato le medie. La parte sinistra di questa diapositiva vi fa vedere quelle che sono state le variazioni nelle importazioni per i principali mercati nel 2021 rispetto al 2019, quindi prima della pandemia. E la riga rossa invece, la riga azzurra vi dimostra quella che è stata l'importazione dall'Italia. Quindi come leggere questo grafico? Dove la riga azzurra è più lunga della riga rossa significa che l'Italia ha fatto meglio della media del mercato. Ci sono pochi segni negativi, in particolare spicca sicuramente quello della Cina, dove l'Italia ha chiuso in positivo, ma la Cina ha chiuso totalmente in negativo con un meno 37%, e questo per svariati motivi. In primis un rallentamento economico che durava già prima, anzi era iniziato prima della pandemia, ma soprattutto il fatto che per ripicche geopolitiche, geoeconomiche, la Cina ha applicato dazi sui vini australiani superiori al 200%, buttandoli fuori dal mercato. E siccome l'Australia era il primo fornitore con una quota superiore al 40% di tutto l'export che finiva in Cina, è evidente che quel vuoto non è ancora stato colmato. Sulla parte destra invece della diapositiva vedete quello che è stato l'andamento dei vini spumanti. A sinistra c'erano i vini fermi, a destra ci sono i vini spumanti. E anche qui l'Italia tutto sommato ha fatto molto bene, è cresciuta a doppia cifra percentuale in praticamente quasi tutti i mercati mondiali. È andata un po' meno meglio della media perché chiaramente il totale di questi mercati è stato influenzato soprattutto dal forte recupero degli spumanti che sono cresciuti più dei nostri vini e soprattutto hanno portato l'export francese a superare la barriera degli 11 miliardi di euro. Non che l'Italia sia andata male, anzi a livello complessivo abbiamo superato i 7 miliardi di euro con una crescita di quasi il 13% sull'anno precedente, però vedete bene da questo grafico come ci separino ancora 4 miliardi dall'export francese. Abbiamo allungato sugli spagnoli che sono sotto i 3 miliardi e fra tutti i principali competitor chi ha avuto la peggio è stata l'Australia per i motivi che vi dicevo prima. Il fatto di essere stati buttati fuori dal mercato cinese l'hanno pagata cara, nel senso che hanno avuto una perdita complessiva dell'export di oltre il 25% sull'anno precedente. Questa invece è una tabella che vi mostra le prime 10 regioni esportatrici. Come vi dicevo prima, il Veneto è al primo posto con quasi 2,5 miliardi di euro di valore del vino esportato. Se guardiamo la variazione rispetto al 2020, notiamo una crescita dell'11% che è appena sotto la media nazionale
e raffrontato invece con i 5 anni precedenti parliamo di una crescita di quasi il 25%. Da cosa dipende questa performance? Beh, diciamo, andando a vedere i principali vini a denominazione, il Prosecco, considerato nell'accezione DOC e di OCG, è quello che fondamentalmente traina le esportazioni di questa regione. Parliamo di oltre 1,3 miliardi di euro di export nel 2021, pari a una crescita del 32% rispetto al 2020. I bianchi del Veneto hanno anch'essi portato a casa una crescita analoga alla media nazionale, più 13%, mentre chi è stato sotto sono stati i rossi del Veneto, che sono cresciuti, fra virgolette, solo del 9%. E veniamo a quelli che saranno gli scenari evolutivi, che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni. Allora, a livello nazionale, quello che è accaduto nel 2021 è stata un'ulteriore crescita delle vendite in grande distribuzione. Sapete che con la chiusura della ristorazione nel 2019 la GDO ha avuto vita facile nel vendere vini ed è stato un trend che è stato confermato anche nel 2021, quando cioè la ristorazione in parte è stata riaperta, in larga parte è stata riaperta. Che cosa c'è da dire sulle vendite in grande distribuzione? Beh, che al di là di quelle che sono le vendite a volume, quello che si è riscontrato nell'ultimo anno è stata una sorta di cosiddetta premiumization delle vendite, cioè di un acquisto dei vini di fascia di prezzo più alto. E questa cosa è dovuta a due fattori. Primo, perché i consumatori si sono orientati soprattutto sui vini fermi DOP rispetto a quelli da tavola. Vedete che quelli da tavola hanno perso circa il 10% nelle vendite. E soprattutto perché sono cresciute ancora di più le vendite degli spumanti, cioè gli spumanti non solo crescono all'estero ma crescono anche in casa nostra, soprattutto nel canale della GDO, portando a casa un più 19% nelle vendite. L'altro aspetto è quello dell'e-commerce che continua a crescere. Nel 2020, obtorto collo, proprio per le restrizioni sanitarie, le vendite tramite e-commerce sono raddoppiate, nel 2021 hanno messo segno ancora un 22% in più di crescita. Ora, quanto potrà durare questo non è dato saperlo, però se guardiamo quanto incide ancora l'e-commerce sulle vendite del cosiddetto canale off-trade in Italia, vedete che gli spazi di crescita rispetto ai competitor sono molto alti. Noi parliamo di un 4% contro un 6% nel caso del statunitense o del 12% del Regno Unito. Lasciamo un attimo perdere la Cina, perché la Cina è un mercato tutto particolare dove l'e-commerce è il primo canale di vendita ancora più alto della grande distribuzione. L'ultimo aspetto è quello legato alla sostenibilità, nel senso che qui preso come emblema la questione del vino biologico. Il vino biologico è un vino che pesa ancora poco sulle vendite totali in GDO, parliamo di un 2%, ma guardate i numeri sopra che ci dicono come negli ultimi in circa 4 anni le vendite del vino bio in GDO sono cresciute mediamente all'anno di oltre il 30%, contro una crescita dei vini totali in grande distribuzione che a livello di dinamica analoga è stata del 3%. E proprio il vino biologico, assieme a quelli sostenibili, rappresentano un po' i vini che dovrebbero creare un trend di successo nei prossimi anni. Questo è il risultato di un'indagine che abbiamo fatto sui produttori italiani nell'ambito dell'Osservatorio Convalore Italia, andando a chiedere quelli che saranno, a loro avviso, i vini che faranno maggior tendenza di consumo nei prossimi anni. E vedete come biologici e sostenibili sono stati dati come prime risposte dai 9 produttori su 10 intervistati. Al terzo posto, non da sottovalutare, la questione dei vini con basso contenuto alcolico, e a scendere, vedete, all'ultimo posto, vini in lattina e vini senza alcol, per i quali i produttori non nutrono grandi, diciamo così, speranze o fiducia di crescita. Chiudo con l'ultima slide che fa un po' una chiusura su tutti questi numeri che avete visto, in particolare sulle tendenze che dobbiamo aspettarci per i prossimi anni. Allora, diciamo che lo scenario per i produttori vinicoli è fatto di nuove sfide, ma anche di opportunità. Diciamo che le nuove sfide sono legate soprattutto ad alcuni cambiamenti che sono ormai, diciamo, inesorabili e che continueranno nei prossimi anni. Questo purtroppo è il caso dei cambiamenti climatici, che hanno degli impatti sempre più rilevanti sulla quantità ma anche sulla qualità dei vini. C'è una maggiore attenzione alla salute da parte dei consumatori, e questo si esprime anche nella ricerca di vini biologici sostenibili, ma soprattutto, e qui
metto un po' un punto esclamativo, nell'attenzione che anche le istituzioni rivolgono a questo, e penso in particolare al piano europeo di lotta contro il cancro, che in questo momento ci ha visti, fra virgolette, tamponare il rischio di dover applicare delle etichette con avvertenza sanitaria sulle bottiglie dei vini, al pari di quanto accade per le sigarette, però l'attenzione deve essere alta perché ci sono ulteriori rischi, ad esempio legati all'introduzione di accise o una revisione della normativa sugli aiuti nella promozione, che potrebbero rientrare negli interventi che l'Unione Europea può fare rispetto a questo piano di azione. L'altro aspetto è quello della transizione ecologica e della sostenibilità, che vanno di pari passo, nel senso che quanto più riusciamo a essere digitali, tanto più probabilmente riusciamo anche a essere sostenibili. Poi ci sono le tensioni geopolitiche, qui purtroppo non ho molto altro da dire rispetto a quello che già sapete sulla questione della guerra russa-ucraina, che tra le altre cose, in particolare la Russia è un mercato che negli ultimi anni era cresciuto molto sugli acquisti di vino italiano. Ci sono fiammate inflazionistiche nei prezzi delle commodity che portano a un incremento dei costi di produzione anche dei produttori vinicoli. Penso ad esempio alla questione del vetro, delle tappi, delle capsule, che non solo costano di più ma sono anche difficili da reperire, e ovviamente questo comporta un aumento dei prezzi che deve essere scaricato a valle in un momento in cui probabilmente il consumatore nei prossimi anni avrà anche meno soldi da spendere. E poi c'è la questione del Covid, che non dobbiamo dimenticarci, non è ancora stato debellato perché la pandemia non è ancora finita, e questo, al di là degli aspetti sanitari, porta molte titubanze ancora nei consumatori, soprattutto sui consumi fuori casa. Quali sono invece le opportunità per il vino italiano e veneto? Beh, che questa richiesta di sostenibilità e di vini biologici può essere, diciamo così, intercettata dai produttori vinicoli anche del Veneto, aumentando fin dove possibile, soprattutto nel caso della sostenibilità, più che del vino biologico, la produzione di questo tipo. C'è una diffusione del digitale che è anche aiutata dagli strumenti come ad esempio il PNRR, che può trovare una maggior applicazione sia in campo che in cantina dei produttori vinicoli. E poi non dimentichiamoci che il Made in Italy ha una buona reputazione, una forte reputazione in giro per il mondo, e questo è in grado sicuramente di fungere da ulteriore leva di sviluppo per le nostre esportazioni. Non solo esportazioni, ma anche sull'enoturismo, perché al di là di quelli che potrebbero essere adesso le criticità legate al fatto di far arrivare turisti stranieri in Italia, quella dell'enoturismo è sicuramente una leva oggi sottopotenziata, ma che le imprese vinicole possono mettere sicuramente tra i prossimi fattori strategici di crescita. L'ultimo aspetto, sicuramente su questo vi parlerà più Alessandro Tosi, la questione del PNRR, della nuova PAC, che al di là dei cambiamenti che hanno portato soprattutto nella governance dei consorzi, vanno ricordati per gli investimenti e i finanziamenti che mettono a disposizione del settore agricolo ma anche vinicolo. Penso ad esempio ai contratti di filiera, per i quali sta per partire il quinto bando, dove lì ci sono 1,2 miliardi di euro a disposizione delle imprese agroalimentari. Bene, io spero di non avervi creato confusione con questa mia presentazione veloce, però nello stesso tempo spero di avervi dato degli spunti di riflessione. Grazie. Grazie dottor Pantini di questa interessante relazione, e torniamo alla nostra Digital Showroom e diamo inizio adesso alla nostra chiacchierata che darà corpo alla statistica grazie alla testimonianza di chi poi è impegnato sul territorio. Allora, per l'occasione abbiamo 3 super ospiti in collegamento, li presento in ordine alfabetico. Allora parto da Marco Calaonna, che è il presidente e l'anima del consorzio Vini Colli Euganei, è al suo secondo mandato, a testimonianza di quanto la sua figura abbia contribuito alla crescita di questo particolare territorio vitivinicolo. Quando pensiamo ai Colli Euganei, immaginiamo subito questi colli dalla particolare forma conica che svetta sulla superficie piatta della pianura padana e ne svela l'origine vulcanica e antica di questa terra. Buongiorno e ben ritrovato, Presidente. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Sì, ho proprio messo nella foto di sfondo, ho messo il Venda e Vendevolo, che sono proprio l'esempio del collinamento euganeo. Stupendo.
Le sta benissimo questo sfondo. Bene, allora il nostro secondo ospite è Fausto Maculan, vicepresidente del Consorzio Tutela Vini DOC Breganze. Fausto Maculan è di fatto il papà del Torcolato, il vino che più di altri rappresenta questo territorio e che è realizzato con l'uva vespaiola, così chiamata perché il suo succo è particolarmente amato dalle vespe, oltre che dagli umani. La pedemontana vicentina è da sempre terra di grande tradizione viticola e Breganze è stata la prima DOC del Vicentino. Buongiorno, buongiorno e benvenuto Presidente anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, saluto poi con piacere Diego Tomasi, direttore dallo scorso novembre del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Il dottor Tomasi viene dal mondo della ricerca scientifica ed è stato voluto dalla neopresidentessa Elvira Bortolomiol proprio per affrontare le tematiche e le sfide, di cui ci ha parlato anche il dottor Pantini, che derivano dal cambiamento climatico, dalla richiesta di vini green che giungono dall'Unione Europea, dal saper divulgare quegli elementi di unicità delle colline e del terroir della DOCG Conegliano e Valdobbiadene. Buongiorno direttore anche a lei e benvenuto. Grazie per la presentazione e buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, alla luce di quanto è emerso dalla relazione, inizierei con fare il punto sull'anno che si è appena chiuso, cioè facciamo un consuntivo 2021. Allora, abbiamo sentito da Nomisma che la filiera vitivinicola presenta il miglior posizionamento competitivo su tutte le filiere dell'agroalimentare italiano e il vino italiano ha superato la quota di export del 2019 dopo la battuta d'arresto causata dalla pandemia. L'export nel 2021 è cresciuto del 13%. Più in dettaglio, ci hanno detto nella relazione, l'export in Veneto è stato trainato dai vini DOP e dalle bollicine. Il Prosecco ha dato il meglio con un più 26% sul fatturato 2019. I DOP bianchi hanno registrato un più 9 e i DOP rossi un più 3%. Allora a questo punto vi chiedo se vi ritrovate come consorzio su questo bilancio positivo relativo all'anno che si è chiuso e se sì con quali distingui. Io partirei col Prosecco, visto che insomma è quello che ha registrato la crescita maggiore. Dottor Tomasi, come è andato questo 2021? Sì, certamente dobbiamo rapportarlo al 2019, in quanto sappiamo tutti che il 2020 è stata un'annata un po' difficile, ecco, per i noti motivi. Diciamo, ciò che ha dato maggior soddisfazione è stato soprattutto l'export, dove c'è stato un più 30% di aumento in termini di valore. In generale abbiamo avuto un aumento del 13-14%, ma ciò che ci ha dato maggior soddisfazione è stato proprio l'export. Ciò vuol dire che questo vino all'estero, e quando parlo di estero mi riferisco prevalentemente ai tre nostri canali principali, che sono la Gran Bretagna, sono la Germania e sono la Svizzera. Ecco, hanno premiato questo vino, hanno premiato l'impegno anche in termini qualitativi che si sono posti, per cui direi che insomma ci ritroviamo pienamente con i valori che sono stati detti adesso dal dottor Pantini, con questa proprio specificità rivolta all'estero. Bene, sentiamo anche Marco Calaon. Prego Presidente, come è andato il 2021? Allora, noi siamo su un territorio che o per fortuna o per sfortuna, non lo so, è polivalente da un punto di vista produttivo e quindi abbiamo sia i rossi che i bianchi e anche il moscato, o meglio il fior d'arancio che è la nostra DOCG, e quindi l'analisi dovrebbe essere diversificata, però in quel incremento dei rossi ci ritroviamo, magari forse non nella cifra messa lì, un po' meno, avere mantenuto su spumante dolce il valore di imbottigliato e di esportazione è sempre
un dato importante, considerando che i vini dolci sono a livello generale in flessione, quindi mantenere il posizionamento è già buono, e quindi direi che per quanto piccolo sia il nostro consorzio, le cose sono andate discretamente bene e ci ritroviamo. Bene, allora lascio la parola a Fausto Maculan con i Breganze DOC. Beh, anche noi siamo piccolini, non abbiamo prosecco, non abbiamo la policella, abbiamo poco pinot grigio, comunque ci difendiamo, noi esportiamo un po' dappertutto, noi copriamo oltre 50-60 stati e pertanto mandiamo il vino, non so, a Singapore, in Messico. Cioè è facile esportare in Germania, negli Stati Uniti o in Canada, però noi ci occupiamo anche di mercati molto piccoli nei quali mandiamo delle piccole produzioni collegate soprattutto alla ristorazione italiana di qualità, dove noi siamo molto presenti, siamo ben piazzati. Questo ci fa mantenere bene le posizioni, che non sono sostanzialmente diminuite, nonostante tutte le disavventure che ci sono state nei mercati. Le posizioni pertanto sono buone per noi e i nostri clienti sono contenti. Bene, certo, insomma, dovete lavorare più su mercati di nicchia, essendo anche il consorzio, no? Con numeri più piccoli e per un certo tipo di palato. Allora, adesso c'è un altro punto importante sul quale vorrei sentire il vostro parere. Allora, siamo il primo produttore europeo per quantità, ma il secondo come valore nell'export dietro alla Francia. Questo ormai lo sappiamo da tempo. Però questo gap, questa differenza con la Francia rimane comunque alta, cioè nonostante la crescita del 13%, abbiamo perso ancora qualcosa con i francesi, anche se abbiamo migliorato con la Spagna, come ci diceva Pantini. Quindi siamo cresciuti sì in termini di valore, ma non abbastanza. Allora la domanda che vi pongo, e possiamo ottenere lo stesso ordine di risposta, è questa. Quali sono le leve per riuscire ad aumentare ancora di più il valore dei nostri vini? Cioè su cosa dobbiamo lavorare meglio? È una bella domanda questa, non è semplice. La nostra denominazione certamente per i prossimi anni non si è posta un obiettivo in termini numerici, cioè non è interessata ad aumentare il numero di bottiglie, quanto piuttosto invece proprio cercare di aumentarne il valore di queste bottiglie. Allora, noi sappiamo che la grande fortuna della viticoltura italiana è di avere tantissime varietà che sposano altrettanti numerosi terroir. Quindi questo incontro perfetto c'ha tra i vitigni e le condizioni pedoclimatiche. Quindi noi vorremmo proprio raccontare sempre di più questa storia di grande valore della nostra denominazione e di unicità della nostra denominazione, dove effettivamente tutto viene dato dalla vocazione. C'è un bellissimo termine inglese che è embodiment, che vuol dire incorporazione quasi, no? Della nostra varietà in questo territorio, dove da secoli ha trovato i climi più adatti, ha trovato i suoli più adatti, per cui quello su cui noi vogliamo puntare soprattutto è raccontare questa storia fatta di tradizione, fatta di fatica umana, fatta di cultura, perché tutto nasce da questo fortunato incontro tra il vitigno Glera e questo territorio. Quindi se vogliamo raccontare un qualcosa che ci distingue, che ci rende unici, a livello mondiale, io credo che sia proprio questa unicità e questa particolarità che nessuno ci può toccare, che nessuno ci può portare via. Quindi l'unicità del territorio come leva principale per promuovere. Sì. Poi tutto il resto sono cose che possiamo aggiungere, ma questa è la base fondamentale, le altre magari le possiamo commentare dopo, ma sicuramente questa è la principale. Certo. Marco Calaon? Sicuramente anche noi riteniamo che il nostro territorio sia unico e dobbiamo riuscire a comunicarlo meglio.
e quindi stiamo facendo un lavoro di ricerca e stiamo andando verso quelle che vengono chiamate le uva in Italia, quindi sarebbero i cru francesi. Abbiamo iniziato un primo lavoro di suddivisione del territorio, ma ci stiamo impegnando magari un po' in controtendenza al sistema, in modo particolare sui vini rossi, perché riteniamo che questi siano molto più identitari rispetto al nostro territorio. Quindi una prima riclassificazione del territorio uganeo diviso in aree, in modo da dare la possibilità sia ai produttori che ai vari degustatori, buyer, di riuscire a entrare ancora più approfonditamente sul territorio e sulle differenze che ci sono da nord a sud, da est a ovest delle colline, e accompagnare a questo anche un ulteriore sviluppo. Abbiamo un progetto a cui stiamo lavorando. Vorremmo aggregare a un gruppo di aziende storiche un altro gruppetto di aziende giovani che alzino il livello qualitativo, in modo da avere una squadra molto più importante e avere una batteria importante di vini rossi. E dopo comunicare bene tutte queste cose. Credo che sia l'essenziale. Certo, come sapete io dirigo un master Food and Wine 4.0, Web Marketing and Digital Communication, dove andiamo a formare proprio figure professionali che si occupino di raccontare l'unicità del nostro territorio, perché la comunicazione sicuramente è una leva fondamentale. Fausto Maculan, su questo tema che cosa mi dice? Quindi come aumentare ancora di più? Lei confortarsi con la Francia è complicatissimo. Bisogna vedere di quale Francia parliamo. C'è una Francia che sarà sempre irraggiungibile, la Francia dei grandi Borgogna, dei grandi Bordeaux, dei grandi Champagne. Penso che sia veramente distante da noi. Hanno cominciato 300-400 anni fa, quando noi facevamo la fame, quando noi, insomma, non facevamo della qualità. Dobbiamo veramente, se dobbiamo parlare con serietà, il mondo del vino italiano di qualità è cominciato negli anni 70 e da allora abbiamo migliorato notevolmente. Se prendiamo Francia e Italia dal 70 adesso, Italia batte Francia 6-0, 6-0. Ma se parliamo in termini assoluti, le cose sono più complicate, perché se andiamo a vedere i prezzi delle aste, se andiamo a vedere dove vengono posizionati questi vini dai grandi intenditori, dai grandi degustatori internazionali, lì è dura. Però possiamo fare bene. Un esempio è anche un'azienda di Breganze che stranamente quest'anno è riuscita a inserirsi nei primi 10 vini d'Italia, a fianco dei grandi toscani di Polveri, dei grandi Chianti, dei grandi Baroli, che vuol dire che si può fare anche in Veneto. Dobbiamo migliorare la mentalità dei produttori, dobbiamo confrontarci con gli altri, dobbiamo veramente degustare, assaggiare, migliorare, provare, e ci riusciremo. Ci vuole del tempo, ci vuole le persone giuste. Assolutamente. Allora, altra cosa, abbiamo visto che l'export del vino italiano è per il 35,5% veneto. Questo è un dato molto importante che conferma la forte vocazione export della nostra regione. Importante e impegnativo, direi. Da un grande potere derivano grandi responsabilità, diceva lo zio Ben a Spider-Man, se vi ricordate. Allora vi chiedo, come vi state muovendo anche in considerazione di un inizio 2022 difficile, non proprio semplice? Quali iniziative state mettendo in campo, se ci sono, per ampliare ancora di più l'export dei vini del vostro consorzio?
Prego, dottor Tomasi. Sì, bisogna anche dire quali iniziative avevamo in mente di fare, perché purtroppo questa situazione di queste ultime 4 settimane è un po' complicato e sta portando veramente uno stato di tristezza, e anche credo che si potrà ripercuotere nei mesi futuri questo stato di incertezza, ma proprio anche di umore, veramente di umore basso di fronte a quello che sta capitando, e certamente che non invoglia la convivialità, non invoglia l'allegria come invece il nostro vino richiede. Per cui certamente qualche ulteriore negatività ce l'avremo anche nei prossimi mesi dovuto a questo stato. Quello che avevamo in mente di fare e che ancora cercheremo ovviamente di portare avanti è soprattutto cercare perché prima si è parlato di territorio, credo quindi che la miglior strategia sia quello di far arrivare gli influencer, le persone che contano, quindi intendo dire i ristoratori, gli importatori, i master of wine, così, a farli arrivare nei nostri territori e farli conoscere direttamente queste nostre unicità. Questo è quello che abbiamo fatto in tutta quanta la programmazione per l'annata 2022 e anche nei vari progetti che sono stati fatti e nei vari finanziamenti abbiamo sempre dato la priorità al cosiddetto incoming, cioè a far conoscere direttamente il nostro territorio. Ovviamente poi un altro filone che vogliamo seguire è quello legato soprattutto alla cultura, quindi essere presenti come Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore in tutti quanti gli eventi culturali, in quanto questo vino sicuramente è anche un ambasciatore di cultura. E poi vorremmo ancora non possiamo non essere presenti alle varie fiere, però anche qui in modo molto attivo, quindi ecco queste masterclass, quindi queste degustazioni guidate, questo spiegare insomma ancora le differenze che ci sono anche all'interno del nostro territorio e che nascono da, anche in questo caso, unicità, da microclimi, da suoli diversi e così via. Per cui direi che in questo momento c'è veramente un momento di pensiero verso chi sta soffrendo, questo anche per chi non è direttamente coinvolto lascia un senso di amarezza, un senso di poca voglia, ecco, di gioire, e questo sicuramente influenzerà le vendite. Però ecco, il nostro impegno, vi ho detto, è soprattutto sul far conoscere direttamente il territorio e agire soprattutto su ciò che è cultura. Bene. Ci sono delle cose che avete piacere aggiungere, o quello che ha detto il dottor Tomasi riflette un po' il sentire comune? Prego. Sia un po' per tutti, abbiamo le fiere importanti, abbiamo appunto il ruolo del vino che non rappresenta più il vino fine a se stesso, ma rappresenta tutto il mondo che è il vino, quindi il territorio, la cultura del territorio, e siamo sempre noi che ci proponiamo, ma anche i soggetti esterni che ci coinvolgono come partner, perché portiamo valore aggiunto per le nostre esperienze. Quindi ecco, si lavora su questo. Dopo noi abbiamo anche questa tematica delle colline vulcaniche e con altri colleghi che appartengono a questo settore cerchiamo di far sì che comunichiamo bene queste peculiarità, e dopo bisogna sperare che appunto fenomeni negativi, che ne abbiamo avuti quanto basta, ci lasciano lavorare, perché negli ultimi anni non siamo riusciti a fare quasi nulla di quello che avevamo programmato. Questo è il problema. Beh, anche a Breganze è così. Noi avevamo la seconda operazione più grossa in Veneto, che era la Vespaiolona, 5.500 persone che giravano in una notte a Breganze su 18 autobus per non farli guidare. Purtroppo anti-assembramenti, e questa cosa è stata sospesa per 2 anni e non credo che possiamo farla neanche quest'anno. Pensiamo di farla di sabato e di domenica, diluendo e non concentrando più la gente in un parapiglia nelle cantine. Questa
certamente è una cosa che ci fa soffrire, come ci fanno soffrire tutte le altre cose, ma volevo leggervi l'ultima frase che ho ricevuto oggi in una mail dal nostro importatore russo. L'ultima frase è "We need peace in Ukraine". E non è l'ucraino che me lo scrive, è il russo che me lo scrive. È una cosa straordinaria. Mi ha fatto venire, mi ha fatto accaponare la pelle quando l'ho letta e sono qua a condividerla con voi per dirvi speriamo che migliori. Certo, abbiamo un grande bisogno di pace e su questo, insomma, speriamo che questa guerra termini presto. Va bene, io poi comunque quando vedo le vostre colline lì sul fondo che avete, per quanto sia un fondo non reale, mi mette allegria, scusate, e quindi dai, cerchiamo almeno noi insomma di essere positivi. Sentite, volevo tornare sul tema che è stato, al quale abbiamo fatto un piccolo accenno, che era un tema della relazione di Nomisma, che è il tema della sostenibilità. Cioè i vini green, biologici e sostenibili faranno tendenza nel prossimo futuro, secondo quanto riportato dalla ricerca. Allora, fino a 10 anni fa il termine sostenibilità era un termine poco in uso, oggi sembra essere il nuovo mantra per tutte le aziende. Allora volevo chiedervi come il consorzio si sta muovendo in tema di sostenibilità. Poi il fatto di avere una maggiore attenzione per i vini green può rappresentare un'ulteriore opportunità di mercato per il vostro consorzio. Io ho visto delle cose anche sul sito del consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore in tema, e anche la vostra presidentessa parlava di un obiettivo molto ambizioso, no? Di aumento della superficie bio e della superficie a sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Cosa ci dice su questo, dottor Tomasi? Sì, questo è un po' l'obiettivo, ma credo di tutti, no? Non solo del nostro consorzio Conegliano Valdobbiadene, ma ormai la sostenibilità non può non essere sui programmi di chiunque in agricoltura, ma non solo in agricoltura, perché sappiamo che sostenibilità vuol dire anche sociale e così via. Diciamo che forse il nostro consorzio ci ha creduto ancora da parecchi anni, tant'è vero che già dal 2012 che esiste un protocollo per quanto riguarda i trattamenti, un protocollo severo e più restrittivo anche rispetto a quelle che sono le norme regionali. Il consorzio è l'area un po' più estesa, forse l'area più estesa in Europa, dove è vietato l'uso e non si fa uso di glifosate. Però direi insomma che noi dobbiamo andare verso questa direzione, per cui il 33% della nostra superficie ormai è certificata SQNP e vorremmo arrivare a quasi un 50% entro il prossimo anno. Stiamo costruendo, per quanto riguarda la Conegliano Valdobbiadene, il terzo biodistretto del vino del Veneto, insieme ai Colli Euganei e insieme all'Isombra Maggiore. Però vogliamo lanciare proprio dei messaggi. Io credo che sia più importante parlare di green quasi che non di sostenibilità. Green vuol dire, nel nostro caso, eliminare le plastiche dai vigneti, eliminare l'azoto chimico e fare di nuovo ritorno all'azoto organico, vuol dire cercare di eliminare completamente gli antibotritici di sintesi, anche perché il nostro vitigno non è poi così sensibile alla botrite. Quindi ecco, pensare anche alla galera resistente, ormai siamo vicini, siamo già con le prove in campo, per cui direi che è un qualcosa che noi l'abbiamo declinato sotto queste cose che vi ho detto, ma che comunque è un sentire comune di tutti i consorzi, per cui ormai sostenibile è una cosa che la si dà già per acquisita, adesso si tratta proprio di dimostrare concretamente cosa si fa. L'obiettivo nostro, altro obiettivo, è quello proprio di dimostrare
in modo biologico, diciamo, che il nostro è un territorio sano e stiamo puntando, ecco, sulla massima presenza delle api, che è l'insetto più sensibile all'inquinamento, quindi vorremmo dimostrare proprio in modo tangibile e concreto che questo territorio è sano, aumentando il più possibile la presenza delle api sul nostro territorio. Interessante. Colli Euganei, Vini Green. La sostenibilità è la parola d'ordine e vedo veramente una grande sensibilità da parte dei produttori che anche senza essere imbrigliati in normative ferree stanno abbandonando alcuni sistemi della chimica, il glifosato come si parlava prima, e si sta andando verso un'agricoltura più sostenibile. Abbiamo una parte di vigneti che sono già in bio, abbiamo il biodistretto, veniva detto prima, stiamo aspettando di vedere gli ultimi dati 2021 perché credo che dal 15% di quelli che sono in bio in questo momento passeremo a circa un 20 o 25 perché ci sono state molte conversioni che sono subentrate, quindi stiamo quasi per arrivare a quella soglia che è anche fissata entro il 2030 del 25% di superficie che deve essere a biologico per rientrare nei parametri del PNRR. Poi il problema per me diventa sempre che la normativa è fatta a livello nazionale o a livello regionale e quindi sono strumenti piatti, mentre le aree evocate alla viticoltura non sono strumenti piatti, hanno altre peculiarità. Cioè, voglio dire, fare il vino, in collina si faceva il vino perché non potevano essere fatte altre culture, altre cose, e si riusciva a ottenere una volta con rame e lo zolfo. Io delle volte ho difficoltà a confrontarmi con chi non è in zona vocata perché possiamo essere bio entrambi e certifichiamo la stessa cosa e nessuno va a vedere effettivamente quanti trattamenti fa uno e fa l'altro. C'è il marchetto che si può appiccicare sull'etichetta e questo a me dà un po' di fastidio. Su questo abbiamo fatto proprio anche la settimana scorsa un lavoro con un consulente per cercare di trovare un metodo per far capire al potenziale consumatore che oltre a praticare la cultura green in modo serio, bisogna anche far capire alla gente che le aree evocate lo sono ancora di più perché è la storia che lo insegna. Fausto Maculan, su questo? Anche noi siamo consapevoli di questa cosa e abbiamo diffuso i PIGUI, che sono certamente i produttori resistenti, quelli che hanno bisogno di solo 1 o 2 trattamenti all'anno, e questo senza perdere la qualità intrinseca nei nostri vitigni tradizionali. Avevamo, assieme al professor Attilio Scienza, provato a fare uno studio sull'uva vespaiola attraverso il genoma editing. Avevamo le prime piantine di vespaiolo in grado di resistere perlomeno all'oidio, e invece è finito tutto male a Bruxelles perché questo genoma editing è stato parificato all'OGM, pertanto vietato. Ecco, questo è perché secondo me il futuro non è tanto nel bio inteso come lo intendiamo adesso come legislazione, ma è una revisione completa di tutta la chimica e che però coinvolge anche la biologia, coinvolge anche lo studio e il cambiamento
leggero in piccola parte delle varietà che abbiamo, in maniera di mantenere la qualità che abbiamo, ma avere meno bisogno di chimica. E certamente eliminare gli erbicidi, cioè migliorare tutto, abbassare l'impiego della chimica in fertilizzazione, ritornando a letame, liquami e a altri prodotti certamente più naturali. Senz'altro questo è da fare e si farà, però dobbiamo anche cercare di modificare la legislazione in maniera di fare una cosa più moderna, più intelligente, più adatta ai tempi. Beh, certamente questo è un tema complesso, insomma, che non possiamo esaurire in questa chiacchierata, però è stato molto interessante sentire un po' i vostri punti di vista. Arriviamo verso la finale, volevo farvi un'altra domanda relativa alla GDO. Cioè il new normal, stando appunto alla relazione, ha un significato diverso rispetto al passato e la GDO sicuramente l'ha fatta da padrona durante il Covid. È cresciuta molto perché ha migliorato però anche il valore introducendo dei prodotti premium e ha diminuito i prodotti generici. Quindi la distintività e la qualità oggi sono richiesti non solo dai canali, diciamo, più tradizionali, ma anche dal canale generalista. Vi ritrovate su questo incremento di vendite nel canale della GDO per quanto riguarda i vini del vostro consorzio? Proprio una risposta flash su questo tema? Sì, assolutamente. Ho qui i numeri, 30% negli ipermercati e 25% nei supermercati. Per cui senza dubbio, insomma, nata 2020, uno anche ha insegnato che si può comprare bene anche nei supermercati, negli ipermercati, ma sempre comunque con la garanzia della qualità. Questa è la cosa importante. Marco Calaon? Ovviamente ritorniamo a come prima, dicevo, cioè noi siamo più piccoli, il fenomeno sicuramente si è percepito di più per il Prosecco nelle varie declinazioni DOC. No, un incremento c'è stato e sul bio, ripeto, non so se abbiamo avuto nei supermercati, è un dato che non ce l'abbiamo, anche se ripeto, a me piace di più vendere il territorio come oasi naturale, cioè quando penso che su 2500 ettari di vigneto che sono i Colli Euganei ce ne sono 7000 di bosco e i vigneti stanno in mezzo, e questo è il concetto che noi dobbiamo vendere. Spero che siano i supermercati o altre forme di vendita amino questo spaccato dei Colli Euganei, che è un vigneto incastrato in mezzo a boschi, quindi una oasi naturale. Breganze, Fausto Maculano? Il supermercato vende quello che è richiesto dal cliente. Se Breganze è un buon nome nonostante le piccole dimensioni e siamo presenti nella ristorazione nazionale e internazionale, chiaramente veneta, anche il supermercato segue questa richiesta e noi ci siamo in tutti e manteniamo bene le posizioni. Importante nel supermercato non avere dei prezzi troppo bassi, perché altrimenti la ristorazione cliente tradizionale si ribella e protesta. Bisogna sì dare vino alla grande distribuzione, ma attenzione ai prezzi. Certo. Allora chiudiamo con il tema dell'e-commerce, no? Quindi andiamo a esplorare un altro importante canale distributivo che favorisce anche relazione diretta produttore e consumatore. E l'e-commerce è cresciuto del 19% nel 2021 rispetto al 2020, anche se le nostre quote rimangono basse rispetto a quelle di altri paesi. Comunque nel 2021 il peso dell'e-commerce
è passato dal 2 al 4% sul totale del commercio vino. Come vedete dal vostro osservatorio questo fenomeno nel prossimo futuro? Con gli ultimi numeri alla mano, lo stesso il 2020 è stata un'annata dove c'è avuto un incremento, nel nostro caso il 20 del Prosecco con il Dobbiadene, addirittura del 400% attraverso questa formula. Però quello che ci ha insegnato è che chi si rivolge all'e-commerce non è soltanto chi vuole spendere poco, anzi i numeri ci dicono che i volumi sono aumentati più il valore che non il numero delle bottiglie, quindi questo tipo di vendita è più rivolto a prodotti di pregio, è più rivolto molto spesso proprio all'esperto che cerca un qualcosa di diverso, un qualcosa di particolare, per cui veramente può essere una strategia di vendita che deve essere seguita, deve essere implementata, deve essere migliorata, perché, ripeto, abbiamo venduto più di 1 milione di bottiglie in questo modo, ma erano soprattutto bottiglie, quelle di pregio, ecco, non si guarda il prezzo, si guarda soprattutto la qualità, per cui certamente è una strategia di vendita che deve essere veramente presa con molta attenzione e molta serietà per il futuro. Bene. Marco Calaonna, forse un'idea un po' diversa. Sì, no, beh, le aziende, anche le nostre, pur avendo prodotti magari meno famosi del mitico Prosecco, utilizzano lo strumento della vendita online o basandosi su piattaforme o avendo il proprio negozio, il proprio shop. Chiaro che è più facile fare la vendita online di un prodotto riconosciuto a livello nazionale e internazionale che vini seppur buoni o buonissimi, ma che non sono famosi, e questo è il lavoro che dobbiamo fare noi come consorzio, cioè farli conoscere in modo di dare la possibilità, ma strumento sicuramente è importante e sarà sempre più importante. Fausto Maculan? Io vedo meglio l'utilizzo di canali esistenti più che polverizzazione di produttori che finiscono nel marasma e poi non comunicano, e poi il consumatore non arriva a loro. Pertanto se c'è stato aumento, penso, non so, a situazioni tipo Tannico, che è stato comprato da Campari, non da Pinco Pallo, penso a situazioni tipo Call Me Wine, cioè che sono in pubblicità. Ecco, in queste situazioni sì, diamogli il vino e aiutiamoli a crescere, più che polverizzare e che ognuno cerchi di costituire un suo shop dove vende 2 bottiglie a settimana. Quindi è più favorevole alla concentrazione, insomma, su piattaforme dedicate come quelle che ha nominato. Bene, allora a questo punto abbiamo terminato il nostro tempo e io desidero ringraziarvi per questa interessante chiacchierata. Sono contenta di aver potuto confrontare le esperienze, sono certa, insomma, che anche chi ci sta ascoltando ha avuto modo di prendere i messaggi che sono stati lanciati. Quindi vi ringrazio ancora e vi saluto. E ci vedremo nelle vostre meravigliose colline presto, spero anche con i miei studenti del master. Sì, perché tutti abbiamo bisogno di bellezza. Quelle immagini che vediamo per televisione sono veramente devastanti. Abbiamo bisogno di bellezza e sicuramente i Colli Euganei, i nostri, anche quelli di Vicenza, portano bellezza e portano un po' di ottimismo per il futuro. Ecco. Assolutamente. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie. Un brindisi di pace. Non ho niente per brindare a voi, insomma, in questo spazio digitale, ma speriamo di vederci fisicamente presto. Grazie ancora e mi raccomando, tenete aperte le generazioni più giovani e più digitalizzate il mondo del vino. Arrivederci. Arrivederci. Bene. Arrivederci. Grazie.
Allora, concludiamo adesso questo incontro con l'ultimo intervento, che è l'intervento di Alessandro Tosi, che vedo collegato con noi. Buongiorno, buongiorno Alessandro, che è il referente agribusiness presso la Direzione Generale di Unicredit, e il suo intervento ci darà qualche input in merito al sostegno finanziario per le imprese del settore vitivinicolo e alle opportunità del PNRR, del nuovo piano di sviluppo rurale che partirà nel 2023. Ben arrivato e grazie. lascio a lei la parola. Grazie Alessandro. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io penso di aver preso 6 pagine di appunti e mi porto a casa importanti spunti di lavoro che vanno e mi confortano perché vuol dire che stiamo percorrendo la strada corretta, perché a partire dai messaggi lanciati dal presidente Pozza, quindi delle 15.000 imprese che hanno competenze e professionalità, per passare al messaggio del direttore Conzato delle eccellenze, che non si fa nulla da soli, ma si deve fare il tutto insieme con i consorzi che guidino, e per arrivare fino a tutti i messaggi che tutti i partecipanti oggi hanno detto: le eccellenze, il territorio, il saper raccontare il territorio, l'importanza della comunicazione, che vede lei, dottoressa Favoretto, anche in prima persona oggi nel suo ruolo, che porta opportunità e il raggiungimento della qualità. Perché dico mi conforta? Dico che conforta perché noi nel 2017 abbiamo cercato di tornare all'agricoltura, cercando di rifare quel processo di conoscenza, perché dalla despecializzazione del credito agrario è mancato il dialogo tra impresa e banca, quindi si parlava e si era su due piani diversi. Quindi sempre nell'ottica di creare cultura abbiamo creato una sezione di agricoltura all'interno della direzione generale dove sono io, con 7 specialisti dedicati nelle 7 region commerciali di Unicredit, e abbiamo formato 140 persone sul territorio che sono i gestori dedicati, che questi gestori dedicati, fatto 100 il portafoglio di imprese che gestiscono, 80 sono imprese agricole. Perché abbiamo fatto questo? Perché altrimenti non possiamo capire l'esigenza vera dell'impresa. In passato l'utilizzo di prodotti incoerenti con gli scopi finanziati ha creato dei problemi sia alle imprese sia alla banca. Faccio un esempio molto banale: se io come banca assegno a un imprenditore agricolo che deve impiantare un nuovo vigneto, un finanziamento di 3 anni, beh, non ho capito nulla, metto in difficoltà l'imprenditore agricolo e faccio un errore come banca, perché devo conoscere, devo sapere che ci servono almeno 3 anni perché entri in produzione quel vigneto. Ecco, quindi questo trasferimento di conoscenze è stato fatto anche al nostro interno, con la struttura dedicata e con tutta una serie di prodotti, di un catalogo prodotti che è stato rivisto in base alle singole esigenze che hanno le imprese agricole. Quindi un catalogo prodotti al bisogno specifico dell'impresa. È chiaro che di strada ne dobbiamo ancora fare. Oggi si è parlato per esempio di filiera, si è parlato di PNRR, ecco che ci sono delle grandissime opportunità da cogliere. Apro una parentesi: evidentemente nel Veneto hanno saputo coglierla prima, perché dai numeri che sono stati detti oggi, evidentemente le imprese che producono tutto il tessuto imprenditoriale del Veneto, del vino, evidentemente hanno iniziato già da tempo a fare questi passi. Però abbiamo grandi opportunità, appunto, rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e anche da quella che è la nuova politica agricola comunitaria, che partirà il 1° gennaio del 2023. Ecco allora che abbiamo dei circa 11 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 6,8, 7 scarsi dedicati di fatto a quelle che sono le imprese agricole, che passano dallo sviluppo della logistica, passano dalla innovazione e alla meccanizzazione. Ha parlato prima Dennis Pantini prima di me, una misura importante che si sta attendendo, che è quella dei contratti di filiera, 1 miliardo e 200 milioni, e poi tutto quel po' di soldi che sono in arrivo anche per le energie alternative, che riguarda il parco agrisolare,
per 1 miliardo e 500 milioni, il parco agrivoltaico 1 miliardo e 100 milioni e tutto quello che è lo sviluppo del biogas e del biometano per 1 miliardo e 920 milioni. E poi c'è tutto circa 13 miliardi di piano di sviluppo rurale che sarà del secondo pilastro, che potrà dare alle imprese altre opportunità di crescita e quel raggiungimento dell'eccellenza e della qualità che è un valore fondamentale. Quindi bisogna raggiungere la qualità e soprattutto far conoscere questa qualità. Ecco, quindi cultura, comunicazione, eccellenza di sistema. Io sposo in pieno tutti questi messaggi che oggi sono usciti e che mi permetteranno poi di fare ulteriori valutazioni. Comunque complimenti ancora a tutti per i numeri che avete illustrato e soprattutto per questo interessantissimo convegno. Grazie mille. Grazie dottor Tosi. Ringrazio anch'io davvero tutti i partecipanti, credo insomma siano stati dati davvero molti stimoli, molti input. C'è molto lavoro da fare e insomma speriamo anche che si lavori anche insomma con un po' di serenità e soprattutto mettendosi molto insieme, perché abbiamo bisogno davvero di lavorare tutti assieme. Bene, ringrazio tutti coloro che si sono collegati con noi, che sono molti, e ci diamo appuntamento ai prossimi eventi. Ricordo anche che questo incontro è possibile rivederlo sul canale YouTube di Venice Promex. E ringrazio personalmente Venice Promex che mi ha voluto qui oggi a condurre questo stimolante incontro, portandomi via dalle aule dell'università. E saluto anche i miei studenti che tra l'altro sono collegati pure a questo evento. Grazie a tutti e arrivederci. Buonasera a tutti.